Una buona ora e mezza di comizio davanti a 500 persone, troppo piccolo il cinema Excelsior per il ritorno a Mestre di Pierluigi Bersani. Nel suo discorso il leader del PD ha spaziato tra vari argomenti: le tasse, il sociale, il lavoro, la green economy, il taglio delle spese militari, i diritti civili. Non è mancata l'attenzione sulla questione di Porto Marghera. Io credo che se ne stia occupando utilmente l'amministrazione comunale e io intendo affiancare il sistema delle autonomie nelle soluzioni che stanno prendendo e che prenderanno. In prima fila i candidati veneziani alla Camera per il collegio Veneto 1 più il senatore Casson che aspira a una riconferma. Sulla scia dei dati Istat sull'inflazione che ha raggiunto il doppio del valore delle retribuzioni, Bersani dà la sua ricetta. Certamente il carico fiscale sul lavoro e sui redditi più bassi, lavoro e pensioni, è un punto di sofferenza anche per quel che riguarda i consumi a fronte di un'inflazione che cammina come cammina, e quindi bisogna sapere che i primi margini che la finanza pubblica potrà avere dovranno essere dedicati a queste esigenze, a queste priorità, lavoratori e pensionati. Prima di lasciare Mestre per Trieste, Bersani si arrabbia con Grillo che gli ha chiesto le dimissioni per la vicenda Montepaschi. Io ce l'avrei un partito che potrebbe chiedermele. Lui, chi può chiederle a Grillo le dimissioni? C'è qualcuno che può chiedere a Grillo le dimissioni? Ecco, allora lezioni non ne dia per favore, che da quel lato non ne prendo. Da autocrati da strapazzo.